Siamo qui con Gabriele Blei, responsabile dello sviluppo di Azimut. Buongiorno, ci racconti un po' qual è l'outlook per Azimut per il 2014? Nel 2014 ci prefiggiamo di portare a termine e a compimento tanti degli progetti che abbiamo iniziato. Dal 2011 abbiamo cominciato a muoverci sui mercati esteri, abbiamo fatto una partnership in Cina, una in Turchia e poi più vicino a casa nostra in Svizzera, a Montecarlo, per poi proseguire con delle partnership che hanno ancora toccato l'Asia, Taiwan e Singapore, e poi ci siamo spostati in Brasile nel 2013. Le partnership che noi facciamo sono con dei partner locali, perché è importantissimo avere l'esperienza locale per sviluppare qualsiasi tipo di progetto, e vogliono allineare gli interessi nostri e dei nostri partner per crescere un business che deve essere incentrato sul modello Azimut, che si basa sull'integrazione tra produzione e distribuzione, concentrati sullo sviluppo di competenze gestionali molto forti che possono servire alla clientela per gestire i propri risparmi, e a una distribuzione che deve essere fatta svincolata dal canale bancario e incentrata sulla consulenza finanziaria per il cliente, che molto spesso in alcuni mercati dove operiamo riceve un servizio molto povero di qualità e quindi tende a sottoperformare quello che sono i tassi di risk free, e quindi non efficiente come allocazione del proprio portafoglio. La nostra intenzione è quella di continuare a consolidare la nostra presenza, quindi sviluppare prodotti e canali distributivi all'interno di tutti questi mercati dove operiamo e far interagire questi mercati per poter servire il cliente con un'ampissima gamma di prodotti e un'ampissima gamma di esperienze che si basano sulla conoscenza dei mercati locali. Questo è quello che ci prefiggiamo di fare. Per tradurre tutto ciò in numeri, nel 2009, quando avevamo dato i nostri target al mercato, dicemmo che in 5 anni avremmo raddoppiato le masse in gestione. Ci mancano 3 miliardi a livello di gruppo per arrivare a quel target di 27 miliardi, e avevamo anche detto che il 10% di queste masse dovevano venire da mercati non domestici. Cosa significa? Significa tutta l'espansione estero che abbiamo iniziato nel 2011. Iniziata nel 2011 dopo anni di profonda crisi che sono continuati e ancora oggi si vedono degli strascichi, però siamo molto focalizzati sul nostro target per raggiungere quello che dovrebbe essere 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 7 di masse all'estero. Per quanto riguarda il 2014, dobbiamo aspettarci qualche nuovo accordo a livello internazionale? Guardi, stiamo facendo tanto lavoro sulle nostre iniziative, allo stesso tempo il team estero che lavora giornalmente insieme ai nostri partner è cresciuto moltissimo. Ci sono tantissime persone in Azimut che ormai lavorano a tempo pieno su questi progetti di espansione. Crediamo che sia importante trovare sempre i partner giusti nei mercati ad alto potenziale di crescita, dove Azimut, insieme alla propria esperienza, al proprio modello di business, può fare la differenza. Questo significa che stiamo guardando dei mercati, stiamo guardando delle opportunità all'interno di mercati dove magari già operiamo, e c'era qualcuno che diceva i deal si fanno e poi si annunciano. Mi terrei a questa filosofia, ma continuiamo attivamente a promuovere le nostre competenze per raggiungere ancora più una copertura di mercati emergenti o in via di sviluppo, per creare questo network che stiamo portando avanti da tanti anni ormai. Grazie.